Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, velocissimo Today Winner Font che prende la testa, mentre ha balbettato Blackfire Horse e anche Bacco degli Dei. Va al comando Today Winner Font, in seconda posizione Cesare dei Veltri, di fuori Rally DL. Poi Casanova LG con di fuori Bionda De Gleris e quindi Astecca Dimar. Questi i primi, gli altri un po' più distanti, Céline Del Ronco precede Bacco degli Dei all'inseguimento. Si vanno a completare i primi 400 metri di corsa con Fabio Marchino che l'ha imposta da leader con Today Winner Font. 30 per i primi 400 metri di corsa, Cesare dei Veltri in seconda posizione, di fuori Rilly DL che non è riuscito a sfilare e ora ha percorso durissimo, 45,3 per i primi 600 metri di corsa. Today Winner Font all'avanguardia, nella sua scia Cesare dei Veltri, terza posizione per Casanova LG, muove dalle retrovie Céline Del Ronco, cerca di rifare il gruppo, rimane per il momento in terza ruota dopo un giro in 1 minuto. Today Winner Font sempre al comando nei confronti di Cesare dei Veltri, Rilly DL di fuori, Céline Del Ronco che trova posto in seconda pariglia avanti a Bionda De Gleris, mentre il chilometro se n'è andato in 1:15,3, continua a mantenere il ritmo sollecito Today Winner Font all'avanguardia, che completa i primi 1200 metri da leader in 1:37, Rilly DL sempre di fuori, Céline Del Ronco che ha fatto la mossa della vita andando in seconda pariglia, vedremo se ne avrà ancora per sparare un altro parziale. Cesare dei Veltri segue sempre Today Winner Font, mentre Bionda De Gleris è in terza pariglia a 600 metri dalla conclusione, inizia a muovere Céline Del Ronco in terza ruota, alla corda c'è Cesare dei Veltri, segue le mosse di Céline Del Ronco Bionda De Gleris, mentre cerca di limare qualcosa anche a Astecca Dimar, il miglio in 2, 1,5 con Rilly DL che attacca con decisione Today Winner Font che cerca la difesa allo steccato ma è battuto. Poi a largo di tutti Bionda De Gleris che prova a intervenire insieme a Bacco degli Dei, la retta d'arrivo per Rilly DL che l'affronta in vantaggio dopo durissimo percorso a largo, Céline Del Ronco che ci prova, va di dentro Astecca Dimar, a largo Bionda De Gleris, è ancora in vantaggio Rilly, insiste a largo Bionda che va all'attacco, la sfida in rosa tra Bionda De Gleris e Rilly DL, sul palo Bionda De Gleris che stampa Rilly DL, 34 a chiudere, 1:16,1 con arrivo bellissimo tra Federica Scuffia e Rebecca Dami che se le sono date per tutta la retta d'arrivo. Rilly DL ha fatto un numero a girare tutta strada di fuori, ma nella finale è preda dello scatto della bionda di Federica Scuffia, mentre c'è stata una caduta.